Ed in un'estate con tante incognite dal punto di vista turistico arriva il bonus vacanze, un contributo fino a 500 euro per le famiglie in difficoltà. Umberto Gambino. Sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate le regole per chiedere il bonus vacanze. Potranno usufruirne dal 1 luglio al 31 dicembre le famiglie con redditi ISEE non superiori ai 40.000 euro. Per una famiglia di 3 persone il bonus massimo è di 500 euro, di 300 euro in caso di 2 componenti e 150 euro se si tratta di un single. L'80% dell'importo sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico, il 20% come detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi. Il bonus va utilizzato tutto insieme. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva, albergo, camping, agriturismo, e devono essere documentate con fattura, scontrino o ricevuta fiscale. Indispensabile il codice fiscale di chi intende fruire del bonus. Per richiederlo bisogna installare una app speciale che si chiama IO. Dopo averla scaricata ci si dovrà registrare attraverso l'identità digitale SPID. Anche il titolare della struttura poi incasserà il bonus attraverso una procedura telematica direttamente collegata all'Agenzia delle Entrate. Ed ora con Roberto Taglialegna andiamo in Liguria, dove